Oggi manifestazione regionale a Palermo dei precari siciliani degli enti locali, l'intervento dei sindacati. Crocetta annuncia tutti assunti nella Resais. Gero Micichè. Oggi, ultimo giorno di giugno, i precari siciliani hanno manifestato in piazza. Disagi di conseguenza per tanti uffici pubblici nell'isola. A Palermo si è svolto il raduno regionale dell'iniziativa che interessa oltre 20.000 lavoratori. I sindacati di categoria funzione pubblica di CGIL, CISL e UIL, tramite i loro segretari regionali, commentano: a quasi un anno dal protocollo firmato da sindacati e ANCI, l'associazione dei comuni per la stabilizzazione del personale precario, niente è cambiato. Così oggi i lavoratori a tempo determinato e gli LSU, i lavoratori socialmente utili di tutta la Sicilia, sono stati protagonisti di una manifestazione regionale unitaria insieme anche ai dipendenti delle ex province, alle prese con una riforma lunga e tormentata. Torneremo ancora a manifestare per rivendicare la realizzazione di quel protocollo e dire basta a soluzioni temporanee che non risolvono il problema. È ora che la politica nel suo complesso si assuma tutte le responsabilità e prevalga sui tecnicismi per superare i vincoli esistenti che, anziché essere rimossi, aumentano, concludono. Secondo CGIL, CISL e UIL, l'uscita dal precariato è possibile solo se si avvia il protocollo firmato lo scorso 16 luglio 2015 tramite 3 passaggi essenziali: il superamento del regime delle proroghe avviando i processi di stabilizzazione nelle piante organiche, poi la previsione strutturale e non più occasionale delle risorse da parte della Regione a favore degli enti e poi il superamento dei vincoli finanziari e alle assunzioni da parte dello Stato. Nel frattempo, in coincidenza con la giornata di protesta dei precari in Sicilia, il presidente della regione, Rosario Crocetta, annuncia una manovra per le stabilizzazioni e afferma: assumeremo a tempo indeterminato tutti i precari degli enti locali. Abbiamo un nuovo piano per trasferire questi dipendenti nella Resais SPA, acronimo di Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane. Con gli assessori all'economia e al personale, Bacè e Lantieri abbiamo messo a punto un nuovo piano. La regione non seguirà la proposta fatta a Roma da Davide Faraone di una nuova agenzia che assuma tutti e introduca flessibilità nell'impiego, ma non se ne discosterà molto. Una nuova agenzia sarebbe dispendiosa. Noi abbiamo già un contenitore in cui trasferire questo personale a costi invariati e la Resais, un ente nato negli anni '80 proprio per assorbire il personale di enti in via di chiusura. Speriamo che tutto possa andare bene.